comunque qualche ispettore continuerà a fare, ma andare a prevenire quel fatto di dire che in una campagna vendemmiale si dica che è scarsa e che si dica che c'erano 41-42 milioni di vino, e mentre poi con la dichiarazione di produzione si è emerso che è vero, vino feccioso, no? non vino pulito, ma sono comparsi 4-5 milioni di ettolitri in più di vino, che sostanzialmente ci ha fatto anche un po' prendere in giro a livello nazionale, perché ci hanno detto no, fate tante belle previsioni, tanti belli articoli degli assoenologi, dell'associazione e tutti, e poi invece il dato ufficiale del Ministero, e quindi ufficiale per suo modo di gestione, sballa completamente quelle che sono le previsioni, come che non ci fosse una connessione tra il vigneto e il vino che poi dopo viene veicolato. Semplificazione, prima diceva il Presidente. La semplificazione significativa molto probabilmente non la visualizzerete, non la otterrete in azienda con il registro informatizzato. Quello che è l'impegno del gruppo di lavoro è, chiusa o comunque arrivati a questa prima scadenza, che è la consegna dell'applicativo e quindi l'ottenimento di una banca dati informatizzata con una decodifica univoca del vino, perché voi quando andrete a utilizzare l'applicativo non andrete a digitare nulla salvo le quantità, perché nel momento in cui andrete a richiamare un prodotto ci saranno i codici a 14 cifre piuttosto che le menzioni, piuttosto che le vigne, che sono però comunque tutti dati precaricati, quindi nessuno andrà a scrivere Galera, Alta, Prosecco, Riserva, piuttosto che Supero, piuttosto che, perché comunque tutte queste voci sono descritte in maniera univoca e corrisponderanno a un codice univoco. Questa decodifica, questo sforzo che è stato fatto a livello nazionale, permetterà immediatamente dopo di andare a gestire quello che è la dichiarazione di produzione, gestire e quindi poter fare come in tante domande PAC, andare a acquisire da delle banche dati quelle che sono le informazioni. Dopo Vinitaly, prima non riesco a incontrarmi con Furegon, abbiamo già, rientrando da Roma, detto con il direttore Stella che cercheremo di fare in modo che nel Veneto, dove l'informatizzazione del vigneto è spinta, dove diciamo quasi tutto è ormai informatizzato, a fare in modo che l'applicativo AVEPA vada a prendersi i dati dell'uva prodotta per singola azienda, per singola CUA, direttamente dal registro SIAM, e quindi io automaticamente mi porto nel mio quadro dichiarazione e produzione uva i dati che sono già stati implementati e registrati attraverso o il web service o attraverso l'utilizzo dell'applicativo. L'altra, e vedremo in che tempo riusciremo a svilupparla, ma spero, ripeto, prima della vendemmia, di andare a dematerializzare l'MVV, quindi fare l'MVV elettronico, in modo tale che non dovrete più fare il fax, non dovrete più andare a firmare in comune i modelli e non li dovrete più inviare agli ODC, perché il dato, una volta caricato e gestito attraverso questa procedura informatica, verrà reso disponibile non solo al sistema di controlli, al Ministero, ma verrà reso anche disponibile all'ODC, in modo tale che l'auspicio è quindi di ridurre quegli adempimenti, quei 70 giorni che devono essere utilizzati per le pratiche, almeno 4-5, se non di più 10, cerchiamo di tirarli via con questa
con queste, diciamo, effettive semplificazioni, perché non saranno tanto nella gestione e imputazione dei dati di cantina, ma degli adempimenti che sono a corollario. Nel corso del 2017 o comunque immediatamente dopo, io spero di riuscire a proporre che il sistema gestisca e sviluppare, quindi non solo come proposta che la faccio già o che è già nota a livello nazionale, ma di andare anche a informatizzare quelle che sono poi gli elementi che interessano di più al sistema vecchio, le dichiarazioni di sfumatizzazione e le dichiarazioni di arricchimento, perché alla fine poi diventano dei moduli che troverete nel SIAN, e i dati potranno essere già ripresi da quello che è il registro. Visto che ve l'ho smenata per tanto tempo, andiamo a vedere questo benedetto registro, vediamo se adesso mi lascia, ricarichiamo la pagina. La prima operazione, quindi vedete che c'è questa layout che sarà comunque comune a tutti quanti. Hanno individuato l'azienda stabilimento, la parte, ogni azienda e ogni deposito avrà la propria anagrafica, e per anagrafica quindi devono essere indicati quelli che sono i clienti fornitori. Questo dovrà essere caricato una volta sola, l'utilizzo della prima volta dell'applicativo potrà essere fatto anche attraverso l'utilizzo, un acquisisci i soggetti, quindi con un file Excel che può essere precaricato. Il limite in questo momento del file Excel è che posso tirare su 100 record massimo alla volta, e questa anagrafica effettivamente è in più rispetto al registro cartaceo, ma saranno questi dati che ci permetteranno poi di gestire in maniera automatizzata la compilazione dei quadri destinatario fornitore del nostro MVV elettronico. Poi abbiamo l'anagrafica delle vigne. Il Veneto, non avendo delle vigne, queste non sono le vigne dell'azienda, sono le indicazioni di vigna che possono essere rivendicate in etichetta. Il Veneto non ha un registro delle vigne, non l'ho mai pubblicato, e pertanto il Veneto, questa maschera ad esempio, salvo che non abbiate vigneti in Friuli, in Trentino o da altre parti, non dovrà essere compilato, o la compilerete nel caso in cui dovesse essere pubblicato questo registro, perché sono le vigne, i toponimi, quelli che sono però riconosciuti nel registro regionale. I vasi binari, anche qui cerco di fare chiarezza, non verranno indicati perché ci sarà una gestione dei prodotti di giacenza per vaso binario, ma sapete che nel momento in cui devo fare un arricchimento, devo fare la richiesta di prelievo per la certificazione, devo indicare il vaso binario, e siccome nelle maschere io non posso andare a digitare nulla, ma dovrò richiamare dei quadri, io devo aver precedentemente popolato una tabella, e queste tabelle non le possiamo caricare per caricare noi come Ministero, ma dovranno essere, la prima volta che vi loggerete, andare a aggiornare. Io vi consiglio di caricare tutti quelli che sono i vasi binari che avete in azienda, perché così non vi troverete nel giorno in cui dovete fare la registrazione che vi dice non vi visualizza la cisterna 24, perché se non l'avete caricata non ve la fa mostrare. Abbiamo gestito anche lì, adesso ci sono delle domande, i vasi binari. Nel caso abbiate delle baricche, dei tonneau in azienda, quindi sapete che i vasi binari vanno dichiarati quelli sopra i 10 ettolitri. Nel caso delle baricche potete creare dei gruppi omogenei dove avete dentro la stessa partita di prodotto e raggruppare mettendo assieme 10 baricche piuttosto, e fare il vostro vaso binario in legno da 22,5 ettolitri. Ok? Per esempio qua, questo abbiamo messo che sono, vi fate le descrizioni che così saprete poi identificarlo. Abbiamo dato un codice che può essere le lettere, quello che siete abituati a gestire in cantina, perché questo è il codice, è quello che usate generalmente e con cui avete già confidenza in cantina. Questa tabella è vuota,
e la dovete riempire voi con gli attributi. E in questo caso io avevo messo una descrizione, massa da 10 barriche da 2,25 e quindi mi dà 22,5 ettolitri, come fosse un vaso binario unico. Nel momento in cui ho l'operazione, la prima operazione che nel passaggio che farete sia nell'online sia in quello ufficiale, dovrete, e quindi ci sarà un giorno che se voi utilizzate questo applicativo e quindi avete i registri cartacei, perché nel caso di registri informatizzati lo farà in automatico, sarà la prima operazione che l'informatico vi farà fare, bisognerà fare la giacenza iniziale. Quindi sarà un'operazione di caricamento, dovrà essere fatta una volta sola all'inizio, e quindi in questo caso bisogna sempre mettere la data, il numero dell'operazione sarà, e anche qui vi verrà data un'indicazione che proprio per poter incolonnare o comunque gestire e impilare correttamente le singole righe, bisogna mettere la data e il numero dell'operazione come se fosse la riga del registro. Oggi bisogna digitarla, domani il sistema, una volta che metto la data, vi farà visualizzare il primo numero non utilizzato di quella giornata. Ok? Quindi sarà già dovrebbe essere già precompilato. Una volta fatto questo, vado a prendermi il mio prodotto che ho. Nel momento in cui carica un prodotto già esistente, quindi quando vi dicevo che io devo fare lo sforzo di caricare gli attributi dei vini che ho in giacenza, la prima volta che carico quel prodotto, perché in tutte le altre situazioni lui me li ripresenta. Andiamo a prendersi, qui naturalmente siamo in giacenza iniziale, quindi trovate tutti i prodotti vitivinicoli che io posso avere in giacenza in cantina, quindi dal tratto neutro all'acido malico piuttosto che agli spumanti, e quindi sia bottiglie che sfusi. Vado a prendermi il mio vino, mi faccio il mio cerca prodotto e mi dà l'elenco, no? Mi dà sempre un elenco. Adesso qui andremo a ottimizzare quella che è la gestione delle righe in modo tale che possa essere più gestibile e quindi anche più fruibile il sistema. Io con sempre un sistema molto, molto semplice mi leggo il mio prodotto e mi compila tutti quelli che sono gli attributi, no? Che sono adesso, vi prego di non prendere paura, perché le maschere che noi vi abbiamo reso disponibile sono maschere che devono permettere di inserire tutti gli attributi che può avere un vino, ok? Da Brunello di Montalcino, vigna stella, con la gradazione, l'annata e tutto quanto, no? Con la menzione, perché no, ad esempio qui per dire, vi dicevo prima, le menzioni le trovate già, quelle che potete utilizzare su un vino, le trovate già qua: l'abbazia, affinato in legno, affiliato classico, fermentato, Garibaldi dolce. Questo naturalmente abbiamo messo tutte quelle che sono presenti nell'allegato al regolamento comunitario, quindi le chiappe in barrique, l'occhio di pernice, il recciotto, riserva e tutti quindi gli attributi, perché su quel mio vino bianco, ad esempio, che sono andato a riprendermi, posso, in questo caso le menzioni non le posso utilizzare perché è un vino bianco e quindi solo le DOP e le GP possono affliggersi delle menzioni. Questo quadro lo dovrei cancellare, ma il meccanismo che dovrei fare per andare a sistemare quelle che sono le schermate sarebbe più complicato rispetto a dirvi: prendiate in confidenza, perché una volta capito com'è il funzionamento, tutte le schermate le troverete su ogni operazione, e voi andrete a compilarvi quelle che sono la zona vitivinicolo
viticola, vedete che sono già, che non dovrete digitare nulla, le trovate già quelle che sono le possibilità, le trovate già con la doppia dicitura. Poi anche qua, se sono uve estere, ci sono già tutti gli stati da cui possono provenire, la provenienza di quelle che sono invece le obbligatorietà delle uve nell'ambito UE, extra UE, quindi quello che viene poi riportata in etichetta. Per il vino e la stragrande maggioranza dei prodotti che faremo e che registrerete dovrete compilare la zona viticola e la provenienza, che sarà Italia. Vi è la parte legata all'elenco di tutte le pratiche enologiche, quindi vi sono tutte, no? Dalla denaturazione con solfato di ferro per le vinacce, piuttosto che per le fece che vanno poi ridistribuite in azienda, passando naturalmente per il prodotto che è già arricchito e quindi che avrà il codice 1, anche se voi trovate e sapete che l'arricchimento può essere fatto in 3 modalità diverse, e quindi ci sarà arricchito mediante concentrazione parziale, osmosi inversa, concentrazione a freddo, o il prodotto è stato arricchito. Quello che mi interessa a voi è che poi il prodotto arricchito avrà, se è della medesima tipologia, una giacenza unica, quindi non sarà distinto tra arricchito con MCR e arricchito per osmosi inversa. E la stessa cosa per l'acidificazione e per gli altri aspetti. L'indicazione, ove previsto, dell'alcol effettivo. Questi sono parametri facoltativi che voi potete mettere o omettere, una volta che è individuato e che sia un prodotto che può essere messo in un vaso, quindi che è sfuso e che posso mettere in un vaso binario, vi si apre anche la scheda dell'individuazione. Questa naturalmente nella giacenza iniziale, salvo che i prodotti non siano in fase di certificazione, salvo quindi tutte quelle che sono le situazioni in cui deve essere indicato il vaso binario, quindi se è un prodotto denaturato, se c'è un discorso di un succo d'uva all'interno della cantina, quindi queste eccezioni che però sono cose già che dovreste conoscere. Io vado a riprendermi il mio vaso binario, lo carico con, mi pare che non ho messo il quantitativo di prodotto, vedete, metti i 1000 litri e carico i miei 1000 ettolitri con le stesse indicazioni precedenti, metto il vaso all'eccezione del vaso binario. Non è permesso inserire giacente iniziale in prodotto già presente in giacenza. Vabbè, e allora adesso questa è dopo un'eccezione che anch'io devo fare pratica. Però quello che adesso, al di là di questa situazione che va solo preso in considerazione eventualmente nel momento in cui io abbia già detto, perché come ho preso bastava facesse il carico invece di fare la giacenza iniziale, perché mi dice che non funziona, perché sto facendo una giacenza quando ho già lo stesso prodotto in carico e avrei dovuto farlo a inizio della registrazione. Quindi utilizzo come fattore positivo questa videata rossa. Il sistema alcuni controlli li fa, però è un sistema che non vi dà degli indirizzi, vi guida, ma se voi sbagliate a caricare gli attributi di un prodotto non viene fuori questa cosa rossa, ok? Anzi, vi dice: guardate che quel prodotto c'è già, tu l'hai già caricato, se dovevi caricarlo lo dovevi fare 2 o 3 mesi fa, quando hai fatto la prima giacenza, va bene? Quello che
comunque vi permetteremo e vi renderemo disponibile. Adesso cercheremo di fare anche delle schermate che siano anche personalizzabili, però non per il 1° aprile ma prossimamente. Quello che voi avete è che quindi quello che in azienda sia nell'ambiente di esercizio che in quello ufficiale ci sarà già la possibilità di visualizzare su un file Excel, quindi su un foglio dove voi vi stampate, lo date a chi è in cantina, all'enologa, dove lui può controllare quelli che sono gli articoli, i prodotti che sono e che risultano giacenti, vi fa visualizzare quella che è stata la movimentazione, quindi potete fare dei controlli. Carta, che prima sulla carta magari era un po' più difficile gestire, perché questo file Excel naturalmente poi in maniera anche con un minimo di conoscenza del sistema vi permette fare anche le vostre lavorazioni in azienda senza che necessariamente vi sia necessario acquistare un software. Io ripeto, non voglio dire che fa i miracoli, però abbiamo aggiunto delle possibilità che l'informatica ci concede in maniera banale, e poi sarete voi con la vostra conoscenza, con la vostra flessibilità, che eventualmente andrete a sfruttare quelle che sono le informazioni che comunque l'applicativo vi mette a disposizione. Io, se non avete, perché sulle tabelle di decodifica, sul fatto di dire che quegli aspetti da informatico li lasciamo fare ai tecnici, quello che vi dico è che c'è un sito in cui potrete scrivere le vostre domande. L'ufficio di Conegliano con Artico e con Fregolo sono quelli che hanno sviluppato l'applicativo, quindi qualcosa riusciremo a dirvi, quindi siamo a disposizione. Cercate di fare uno sforzo di andarvi a scaricare quelli che sono i documenti. I documenti li abbiamo fatti in maniera di facile lettura con degli esempi, in modo tale che tutta una serie di problemi o difficoltà iniziali vi possono essere assolte tramite questo manuale. Sono tante pagine, però l'abbiamo strutturato per schede, e quindi se uno non fa solo la vinificazione e l'imbottigliamento avrà solamente 30 pagine da andarsi a vedere. Sono pagine molto, ripeto, leggere, con esempi e quindi anche facili da visualizzare. Quello ribadisco che le regole che conoscevate, che i consulenti vi dicevano che per i registri cartacei, valgono anche per questo strumento. Non è altro che la trasformazione, con qualche agevolazione, della trasformazione da carta a database informatico, che permetterà, una volta che parte, di andare a gestire e semplificare, o a gestire a video tutti quegli adempimenti che oggi vi richiedono: fai il fax, compila manualmente, invia, vai in comune, cioè quella parte che è veramente quella più pesante sarà a corollario del registro, e cercheremo sicuramente per prima della vendemmia di quest'anno di andare a dematerializzare l'MVV, anche perché Sicuria lo ha già dematerializzato, altri software house hanno già sviluppato e lo hanno reso disponibile come servizio. Noi non possiamo prescindere da quel tipo di informazione, pertanto ci stiamo impegnando per rendervi disponibile questo servizio, che sarà dopo Vinitaly. Incontreremo anche tutti gli ODC, proprio per andare poi a lavorare in maniera sinergica, perché quel dato dell'MVV o del registro possa essere estrapolato direttamente dagli ODC, in modo tale che anche le operazioni di certificazione e di controllo vengano snellite, quindi anche possibilmente quelli che sono i costi, perché attualmente con il fax che voi inviate, quel dato di quel fax e di quel video va comunque preso da una persona,
e digitato nell'applicativo dell'ODC. Io spero di essere stato esaustivo, ma comunque se non avete ancora fame ci sono qua per le domande, per quello che posso rispondere. Grazie. Volevo chiedere una cosa, io è già 2 o 3 anni che praticamente faccio registri informatici, ma il programma mio, essendo diverso da quello, perché è un programma fatto in casa, devo usare questo, non è che posso praticamente stampare con il mio programma ad esempio in PDF e mandarvelo a voi, devo trasformare il mio e che sia automatico, che vada inserito nel vostro. Allora, salvo che le sue conoscenze o le modalità con cui ha sviluppato l'applicativo in azienda, che sia un access, che sia qualcosa, abbia la possibilità di fare questi invii secondo i tracciati che abbiamo definito e quindi web service che abbiamo, che a breve pubblicheremo per tutti, quello che è il suo registro interno diventa l'ambiente di pre-esercizio. Una volta che lei dice queste sono effettivamente le registrazioni che ho fatto, devo andare a imputare i dati sul sistema online. Se è un'azienda che produce più di 1000 ettolitri, lo dovrebbe fare secondo la tempistica dei registri cartacei. Se ha meno di 1000 ettolitri lo può fare a 30 giorni dall'operazione. Quindi purtroppo quel tipo di applicativi che non sono né carne né pesce purtroppo dovranno essere abbandonati, a meno che non vengano utilizzati come masterino interno. Però ripeto, valutate bene, avete 3 mesi di tempo per andare a simulare vinificazioni, cioè sull'ambiente di test potete fare le vinificazioni anche oggi, caricare le uve, quindi sono dati fittizi, non è che siccome siamo al 15 di marzo allora non posso più caricare le uve perché mi impedisce, cioè voi potrete caricare, fare la vinificazione, prendere confidenza con lo strumento e capire come gestirlo. Quell'eccezione che veniva data del sistema informatizzato che permetteva, anche se diciamo un software sviluppato in azienda, di fare la stampa su minimate e quindi di assolvere comunque all'adempimento dei 30 giorni, con questo obbligo di inviare data al SIAN, o è in grado di inviarli, altrimenti le strade sono 2: ridigita i dati all'interno di questo applicativo che siamo reso disponibile dal MIPAF, o si deve dotare di un applicativo più o meno complesso, perché ripeto, saranno messe a disposizione sia il software della multinazionale informatica che permette di, ad esempio, Mionito ha sviluppato un applicativo dove i tedeschi vogliono vedere cosa fa il direttore, quanto si sposta, perché gli ha messo su un microchip sulla giacca e quindi vogliono controllare tutto. Naturalmente il nostro applicativo questa cosa non le fa, cioè nel senso che dobbiamo essere ben consapevoli anche in base alle esigenze che avete nella gestione, se avete personale, se avete dipendenti. Un applicativo può anche essere funzionale poi a più attività, non solo alla mera registrazione dei movimenti dei prodotti vitivinicoli. Sì? Volevo chiedere sull'applicativo del SIAN, io le varie movimentazioni posso anche stamparmele? Vi ho fatto vedere che sto volando con un foglio Excel, diceva, no? sì. C'è questo col foglio Excel, o altrimenti vi ho fatto vedere questa per non farle. Io posso andare a vedere anche la gestione delle operazioni che io ho fatto. Mi dice che vuole sempre la data, ma io vado a vedere questo. Io posso andarmi a vedere l'8 del 3 ho fatto queste operazioni, no? Perché aspetti, indietro è dalla, sì, perché dal mi fa, quindi dall'8 del 3 io le operazioni che ho fatto sono queste 3. Ok? Questo video posso anche stamparmele? Ah beh, certo.
Sì? Diceva che se un'azienda dà in conto lavorazione l'uva e gli viene restituito il vino imbottigliato, non è tenuto alla tenuta appunto dei registri telematici. Se questa azienda però, a questa azienda viene restituito oltre che l'imbottigliato anche del vino sfuso che vende a dei privati, vale la stessa cosa? Cioè non è tenuto ai registri telematici? Oppure... se è come punto vendita di vendita, quindi di piccolo distributore, e quindi non è cantina ma è negozio, fino a 50 ettolitri di prodotto giacente non ha l'obbligo del tenuto dei registri. Nel momento in cui però sia un'azienda agricola e ha dello sfuso e ha del prodotto confezionato, deve tenere il registro. Ok, grazie. Cioè, quindi deve avere la natura fisica, la natura giuridica di come viene venduto quel prodotto. Se lo fa come azienda agricola, detiene in azienda con la stessa posizione fiscale un prodotto sfuso, detiene un prodotto vitivinicolo, deve avere un codice ICQRF e quindi deve tenere i registri. Se invece quel punto di vendita ha una partita IVA a sé stante e si rappresenta come punto vendita, diciamo, ma con una sua unitarietà giuridica, identificazione giuridica, lei ha le agevolazioni di piccolo punto vendita e fino a 50 ettolitri di sfuso giacente non ha l'obbligo di tenere i registri, ma solo gli scontrini e i documenti di consegna del vino sfuso da parte dell'azienda. Scusami, però alcune aziende possono avere anche il punto vendita, cioè essere azienda agricola con punto vendita. Se ha una partita IVA per conto suo può essere gestito e quindi che è a sé stante. Solo partite deve essere... Sì, se il punto vendita dell'azienda agricola che fa vendita diretta ma è all'interno della stessa posizione fiscale, quindi il regime fiscale è quello dell'azienda agricola, se io ho dello sfuso devo avere anche la tenuta dei registri, che però andrò a gestire solamente i carichi e le scarichi, no, perché a questo punto ci saranno le scariche a fine mese dei corrispettivi, li faccio come vendita a privati e faccio la gestione con una registrazione unica che faccio a fine mese. Ripeto, con quei stessi vincoli e le stesse regole del registro cartaceo. Altre? L'ufficio sapete dov'è, i numeri bene o male li avete, altrimenti attraverso la vostra organizzazione mi contattate, mi fate avere e nel giro, se lo volete e avete dubbi nella fase, diciamo, in cui cominciate a prendere confidenza con lo strumento, siamo qua, faremo sicuramente altri interventi e piuttosto di rimanere qui dubbi fatevi sentire. Va bene? Grazie. Ringraziamo i nostri relatori perché sono stati molto precisi e puntuali su due argomenti molto importanti e ringraziamo anche per la loro disponibilità per il prossimo futuro. Grazie a tutti voi che ci conoscete. Grazie a voi.